Il mio video è un porno. Vedi che ho tutto. Raga, scioppa i freni. Coglioni. Io potevo lasciarla a casa. Aspetta che perde le cuffiette. Dio, dai mai. Guarda che vortice che fa qui. Finalmente un po' di figa. Il timpano! Dopo ti giuro che ti appeno il capezzolo. Ma che cazzo? Ma segati. Io e le mie piazze è deserto praticamente. Strade che non conosco. E apro una parentesi a tutti i maschi in ascolto. Dobbiamo andare di qua. Mi ero già perso ancora prima di iniziare il video. Fa conto di. Andiamo bene. E da quel di Trieste poi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Ci stiamo dirigendo Road to Croazia dall'altro esemplare che voi già conoscete di Riccardo. Non sono da solo, sono in compagnia della bionda qua dietro. Guarda che bello! Il cartello Slovenia, 400 metri. Andiamo a sbarcare il confine. Ovviamente non ho registrato prima di Trieste perché era inutile, sono tutte statali del cazzo. Bene o male da qua possiamo iniziare a divertirci. Slovenia, buche, strade caratteristiche. Buche caratteristiche. Ovviamente abbiamo fatto pausa pranzo perché ne avevamo bisogno. E apro una parentesi a tutti i maschi in ascolto: quando portate via una tosa dietro, assicuratevi che abbia tutto il necessario per fare il viaggio, perché se vi manca tipo il costume o rottori di coglioni vi obbligheranno a fermarvi. Tutto qua. Ovviamente sarà tutta montagna, così collina, se non ricordo male. Da Trieste passeremo alla Slovenia, da Slovenia a Croazia. La Slovenia saranno più o meno mezz'ora di strada, strade che non conosco, che non ho mai fatto, ma vi ci porto con me. Bello! Sembrava più piccolo. Goduto? Hai goduto? Tanto. Sono un po', come si può dire, non preoccupato, non ansioso, ma possiamo dire tra virgolette un po' sotto pressione, perché sono strade che non conosco e che soprattutto sto facendo da solo, quindi sai, un po' di ansietta ti viene. Cioè, atomica. Chissà quanto alti siamo. Ma io che cazzo ne so. Oh, non c'è niente. Cioè, è deserto praticamente. Binacqua di briciolino. Allora, lasciamo stare l'asfalto, rotture di palle. Cioè, ma è una figata comunque. Abbiamo 24 km di strada così. E sei proprio in mezzo al bosco, sei. Solo io sto godendo o anche te? È caratteristico. Guarda che roba. Io e le mie piazze di fare sta roba in 2 giorni, bellissime. È così che si fa a Fioi. Avete un'idea? Vaffanculo, fatela. Sto pisciando addosso. Ok, mi fermo. Dove cazzo mi fermo? Dove vuoi? Magari dove c'è uno spiazzetto, sarebbe anche comodo. Andiamo giù per di qua. Ma segati. What? Bene, pausa per fatta. Ritorniamo in viaggio. Interessante come ci sono le rotaie e non ci sia una cazzo di recinzioni intorno. Mi è entrato un gabbiano nell'occhio. Porca puttana, non ci vedo più niente. Oh Dio. Guarda davanti a lei, signorina. Il mare. Oddio. Oh, che tena. Quanto manca? 30 km. È già blu. Sai cos'è altro di blu? Io sono Ma che cazzo di strade stiamo facendo? Non lo so. Stavo per dire, spero non ci sia nessuno. Ho visto i fari e ho detto sto zitto. Qua ci passo solo io. Fermati, fermati. Cancaro. Woman. Dopo ti giuro che ti appeno il capezzolo e te lo schiaccio talmente forte che diventa viola. No, ti prego. Porca troia, mi hai fatto un male. What the fuck? La. Io dormo. Se no, non che cambia la situazione da prima. È la strada felice quella. Ho visto. È più felice di te, cazzo. A momenti faccio cambio. No.
La prima dimostrazione d'affetto di quest'anno. E anche l'ultima. Infatti mi sa che anche l'ultima. Mi ero rotto il cito per... Mi ero... Il timpano! Ecco. Andiamo di lunedì adesso. Ma sei fuori di testa? Devo spararmi tutte queste ore con te dietro così? Dopo che siamo partiti un'ora dopo? Dopo che ti sei dimenticato il costume? Figa le case qua. Moderna? Oddio. Gira la testa, ta 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 ta. Bibi. Finalmente un po' di figa. Sì, ma non è mia. Guarda che roba. Guarda che vortice che fa qui. Bene, si è scaricata la GoPro. Devo andare su? Grazie, sai. Ciao. Dio, dai mai. Stai registrando di questi momenti emozionanti? Sì, poi vedo no. Vai. Mica ci capottiamo. Ok. Che robe, noi mafioi, che robe. Dritto? Si affonda un bel traghetto e ti butti per la moto. Sì, non per te sicuramente. Guarda che fascia! Stiamo uscendo. Bene, adesso appena trovo una rotonda o qualcosa metto la stradina. Cioè dovrei mettere il navigatore. Oggi sono successe tante cose. 70.000 km, il traghetto, la Croazia, te che perdi le cuffiette. Principessa. Guarda che figo, sì. E prima eravamo là. Adesso sta buttando fuori catrame dallo scarico. Ora, visto che qua c'è un piccolo spiazzo, sì, non volevo montare sopra i sassi se era possibile, ma mi sa che mi tocca. Ok. Bella cazzo. E lei si diverte così. E che scedevo fa? Non si faccio niente. Io potevo lasciarla a casa, o magari mi mettevo una scusa e dirti no, guarda, sto male, non andiamo. Quando Riccardo mi ha detto guarda che è tutta dritta da quando smonti dal traghetto, aveva ragione. Poi un saluto a Rick. Guarda a sinistra. Durato molto poco. Guarda che roba. Pazzesco! Bellissimo! Madonna! Ma a parte di notte, qua non c'è un cazzo di niente in generale. Cioè, a parte dove siamo usciti noi dal coso. Io devo ancora vedere qualche abitazione o... A parte il paesetto di prima laggiù, ma sono ulivi sti qua. Sono ulivi. Sono ulivi?
Salve. Bel viaggio, vero? Dottoressa. Dottoressa. Hai visto che arnese che hanno qua? Ah, Beh, oh. Andiamo in Croazia, ti divertirai, dicevano. Guarda che figata. ma quello che c'è davanti non è figata. Sì. Da qua? Qua dove andiamo? Ma io che cazzo ne so? Ah, fa di freschetto! Ah, fa di freschetto! Il sole forte là! Ok? Sti cazzi! Quindi stiamo andando praticamente verso la punta dell'isola. È caliente, muy caliente. Scioppa i freni. Raga, scioppa i freni. Profumi. Mi è fame così. A te no? Ah? Con sti profumi non ti viene fame? Io caro, il muso ti arriva. Non si vede un cazzo. Non vedi? Sì, ma adesso che è ombra. Grazie per l'idea comunque. Apprezzo l'impegno. Fa ridere come nella parte qua dell'isola è strapieno di gente, case eccetera eccetera. La parte quella di là dove siamo arrivati noi è vuota, deserto. Ti sei cagato addosso, sì? Ah, vedi che ho Vedo l'acqua. Sì, l'acqua, sassi, fango, che siete tutto qua. Io spero che non stia andando a imbrattarmi su, perché voglia di fare enduro non è che ne abbia tanta. Cioè, finché è così, ancora può starci. Che bello che ho la mano tua davanti alla GoPro e non mi fai filmare un cazzo. Vecchia, questo era un orgasmo, porca puttana. Io ve lo so, insomma, dai, scendi fuori dalle palle. Scendi! Dai! Ho scalato un ghiacciaio, questo è niente in confronto. Il mio video è un porno. Non sto scherzando. Ogni sentivo sfigare. Cosa c'è? Mi fa ogni salto sento tutto. Sembra un porno. Va bene principessa, nessun problema se senti tutto, però porca puttana. Gnacama. Aiuto! Giustina! Dai! Oddio! Dove cazzo li ha portati? Io direi che un applauso ci sta. Guarda che si ammazza. L'ho registrato, vero? Sì che l'ho registrato. It's a perfect. Bellissimo. A vivere non penso. Sì, collega. Hai visto la... Stai ancora riprendendo? Spegni. No! Fearless.